Rientrata nella notte l'emergenza maltempo nel Friuli orientale dopo le abbondanti piogge che hanno provocato l'ingrossamento dei fiumi con il Natisone che ha raggiunto una portata di quasi 600 metri cubi al secondo, alcuni smottamenti di lieve entità e allagamenti nelle valli del Natisone e nella zona del Ramandolo dove una frana nella prima mattinata di giovedì fra Nimis e Chialminis con la caduta di un masso di grandi dimensioni che ha costretto a ridurre parzialmente la careggiata. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Gemona con il funzionario di guardia. La polizia della strada dei Massi ha impiegato le loro forze. Già nella prima mattinata l'arteria è tornata agibile nella massima sicurezza. Alcuni torrenti sono esondati nelle campagne, per fortuna lontani dai centri abitati, senza provocare danni. Sulla costa a Lignano la mareggiata non ha lasciato il segno e la marea non ha allagato i punti sensibili della località balneare della Riviera Friulana. Venerdì piogge in genere moderate ed intermittenti, in esaurimento nel pomeriggio sera. Sulla costa e sulle zone orientali nella notte e al mattino soffierà Bora, specie a Trieste dove sarà anche molto forte con raffiche intorno ai 100-120 km/h, indeciso calo poi nel corso della giornata. Sui monti al mattino probabili nevicate oltre i 1200-1400 metri.